Una protesta che non è solo degli agricoltori ma dell'intera filiera agroalimentare italiana e europea e per i cittadini, una protesta contro un fondo unico che ha diluito comunque una politica che esisteva dalla fondazione dell'Unione Europea in un fondo non ben definito. Oggi cominciamo ad apprezzare i primi risultati rispetto ad un bilancio che doveva essere portato dalla von der Leyen già 5 ore fa in un collegio di commissari asservito alla sua Presidente. Grazie a quello che, come Coldiretti Filiera Italia, abbiamo fatto già ieri, è entrato in crisi il sistema, i commissari hanno ritrovato uno stacco di orgoglio, hanno bloccato questo bilancio che sta per essere rivisto e comincia il collegio con oltre 4 ore di ritardo. Non ci accontenteremo, vogliamo che la PAC non venga ridotta e questo è il primo obiettivo a portata di mano dopo la nostra protesta, ma poi faremo i conti con le regole e vorremmo essere sicuri che l'Italia, le nostre filiere produttive abbiano tutto quello che meritano e neanche un euro di meno.